cavaliere, ora io preparo la cucina. Tu bere tutta acqua. Padre, Vado io, vado io. Buonasera. Buonasera padre. Alberto, ciao. Noi siamo venuti per restare al tuo capezzale. Sì, al tuo capezzale. Basta, lasciatemi in pace, andate via. Calma, figliolo, calma. Hai visto assunto? L'affetto per i suoi fratelli non esiste più. E quello adesso ha il figlio e vuole più bene a lui che a noi. ehi, che sono queste ironie in casa mia? Irina, caccia via questa gente per favore. Yamon! Hai visto come è vestita elegante la cameriera? Prima, ora io non farò più sciacquetta. Irina pulisci qua, Irina pulisci là, prendi straccio, passa straccio, posa straccio. Ora io non le pulisci più case di gente. Già, però ora sta pensando a ripulire a Mimì. E come tu sto puliziando? Finiamola con queste ironie in casa mia. Insomma, basta. Ma cercate di farlo stare sereno. Il figlio l'ho appena visitato e non gli resta molto da vivere. Figliuoli, cercate di trovare di nuovo la pace in questa famiglia. La famiglia è fatta di parenti, caro padre, e non di estranei. E chi sarebbe l'estraneo? Io sono il figlio legittimo di babbo. Prima me ne fate una ragione e meglio è. Nine, Mimì, loro parlare male di me. Io sono l'estranea, ma ancora per poco, perché Mimì sta per sposare me. Vero, Mimì? Con calma, con calma. Comunque ora dovete finire di perseguitarmi, altrimenti vi denuncio. No, caro mio, sono io a denunziare lei. Ascoltami Alberto, quest'uomo qui non è tuo figlio ed io ho le prove. Abbiamo le prove. Santo cielo, ma vi dovete rassegnare. Mimì è figlio di Alberto, quel figlio che tuo fratello non ha mai riconosciuto. Sono stato io a trovarlo, io l'ho trovato. Non è così padre. Io ho fatto fare delle indagini da un investigatore privato, il quale mi ha dato queste. Ora la divittente. E che cosa sono queste? A quell'epoca la buonanima di mia cognata si sottopose a delle indagini mediche per capire perché non poteva avere figli. E così fece anche mio fratello Alberto. E che c'entra? Che significa? Significa. Significa che dalle analisi fatte risultò che mia cognata non poteva avere figli. Il problema è mio fratello Alberto. Alberto è sterile. Sterile. Ma questa è una vile menzogna, una bugia, un altro complotto nei miei confronti. No, è tutto vero. Non dicemmo niente perché a quel tempo per un uomo essere sterile era un demerito. C'è addosso lei tutta la colpa. Ma no, Alberto, tu sapevi tutto e hai permesso ad un estraneo di fare la padrona in casa tua? Pupaccioni, a tua casa. E state attenti a come parlate. Calma, cerchiamo di capire. Come hai potuto darmi così il tuo sangue? Sangue? Se non stavo attento me lo succhiavate voi il sangue. Miracolo! Babbo cammina, miracolo! Se per questo babbo ci vede pure. Il dottore. Dovevo morire. Ah, meno male che mi sono sempre fatto curare da un vero medico. Babbo, posso spiegare tutto? Ma quale babbo è babbo? Ma chi ti conosce? Chi ti conosce? Ma per davvero ci hai creduto? Devi stare bene. Perché ha fatto finta di essere malato? Perché quando stai in salute nessuno ti pensa. Invece, quando stai per morire,
Ecco i parenti che vengono come le mosche al miele. Ma io pensavo... Che mi fossi rimbambito, vero? Secondo te non ti sentivo quando la notte venivi a trovare la tua fidanzata? Non ti sentivo quando parlavi pissi pissi pao pao su come impietosirli? E allora ho preso subito delle informazioni su chi eri. Eri senza padre. Ma quando mi hanno detto chi era tua madre, ho subito capito. Questo è l'uomo giusto. Giusto a far che? Uomo Mozzone. Ugo Gozzoni, eh? Ma allora la società? Il notaio? Quella è intestata a te. Ah. Ma come è stato a te? Hai intestato tutto con l'estraneo? Ma che sei pazzo Alberto? Le sciste proprio pazzo! Ma sì, pazzo, a pedale! Ma che faciste, Alberto? Ho limitato i danni. Mimì, da quanto tempo gestisci il mio denaro? Un mese, eh? E che bel mese. Ecco, un mese in mano a te e ci ho rimesso solo 50.000 euro. 5 minuti in mano tua e mi sotterrai letteralmente 2 o 3 milioni con quel tuo bel progetto. Cavaliere, mi avete ingannato, mi avete fatto cercare un figlio che sapevate di non avere. Il nome del bambino, la data di nascita. Perché, cavaliere? Perché? Vedete padre, a Catania si chiama a testa di ligno, cioè serve un nome, una persona fisica che si assume la responsabilità giuridica della società. E di questi tempi, dove la trovi? Solo uno che si crede tuo figlio lo può fare. Vedete padre, io nella mia vita ho guadagnato molto, assai. Ho sempre fatto la bella vita. E ora lo Stato vuole intossicare i ricchiani, Ma scusa Alberto, cosa hai fatto con i tuoi soldi? Che beneficio? Rispondi! Rispondi! Dove sono i soldi? Trasferiti in un paradiso fiscale. Hai visto? Prima di andarci in paradiso ci ho mandato i soldi. Ma allora, la società che me ne faccio? Tutte cause. Vedi Mimì, quando sei andato dal notaio non hai firmato per intestarti la società. Quella te l'avevo già intestata. E che cosa ho firmato? Il trasferimento di tutto il mio capitale all'estero. Dopo il fallimento. Praticamente adesso sono un fallito. Perché prima che cos'eri? L'ho solo fatto mettere agli atti. Cavaliere, avete abusato della buona fede di questa gente. Lei ha ingannato tutti. Ah, io? E perciò lui mi truffava assieme alla mia fidata badante. Lui mi derubava di nascosto. E la mia amata sorella era così ansiosa di avere un'eredità che si è messa a lutto ancora prima che io morissi. Ma che lutto è lutto! Io mi sono vestita di nero perché il nero è moderno, è un colore elegante e la mia mi sfila! E io avrei ingannato tutti. Mi sono solo difeso. Basta, basta! Le mie orecchie hanno udito anche troppo. Cavaliere, lei ne risponderà a Dio. E voi ricordate che tutte le nostre azioni un giorno le pagheremo tutte, con permesso. Tutte le pagheremo. E quando sarà il momento? Io quel poco che mi resta da vivere me lo voglio godere. Allora, io vado, con permesso. Mimì, quasi dimenticavo. Non ti picchiare collera. In fondo, anche se per poco, anche tu hai avuto una famiglia, no? E che grossi affari mi hai fatto in famiglia. Arrivederci. Cavaliere, aspetta, io vengo con te! Irina, ma noi non ci sposiamo più. Con calma, cavaliere, a me piace soldi per la vita! Lo so, Irina, lo so. In questi anni ho imparato a conoscerti bene. Tu sei una bella donna. Ja, Sei giovane, ja, sei intelligente, ja, sei furba ja! e sei licenziata. Buongiorno. Gesù, che casino! Oh, e meno male che non dice mia testa con cucuzzuro. Quello mi poteva rovinare. A me ha fatto testa di cucuzzoni, a me. La mia vita la passerò nei tribunali. Che scemo! Che scemo! Che scemo!
E ora se sciamo magari palici! Sono Rosalba Ruggeri della compagnia Liotru di Catania, regista del cortometraggio tratto dall'ultima scena della commedia Grossi affari in famiglia di Marco Lanzuise e Rosario Verde. Grazie Fita Campania per questa bellissima iniziativa. Il Festival della Regia ha portato una ventata di gioia in un momento triste dovuto alla chiusura dei teatri. Gli attori che ho coinvolto in questa avventura sono stati felicissimi di partecipare. Anche se non a teatro, abbiamo avuto l'opportunità di recitare. Che bella boccata di ossigeno! Avete offerto con questo testo, uguale per tutti i partecipanti, la possibilità di esprimere ognuno la propria creatività registica. Io ho solo aggiunto delle battute ai personaggi che, seppur sempre in scena, avevano poche battute. Stare in scena senza parlare non è facile, specialmente quando vieni ripreso da una telecamera. Spero che il risultato sia almeno sufficiente e che vi divertiate a guardarlo, come noi ci siamo divertiti moltissimo a farlo. Grazie, a presto, ciao!